domenica 28 maggio, Assemblea degli operatori Caritas in seminario a Vittorio Veneto. Davanti a noi Don Andrea Foreste, direttore di Caritas Vittorio Veneto, al quale chiediamo una prima impressione sulla giornata di oggi. Ma la giornata è stata anche piuttosto partecipata e vedo anche vivace nel suo svolgersi, nel suo dibattersi. Il senso un po' di questa Assemblea Caritas diventa un appuntamento, che vogliamo sia tradizionale, alla fine di ogni anno pastorale, un po' per metterci in contatto tra i vari operatori della Caritas che operano sul territorio diocesano e che spesso non hanno occasione di vedersi e confrontarsi tra di loro. Ecco perché adesso tra un attimo ci saranno anche dei lavori di gruppo dove poter mettere insieme esperienze e competenze e punti di vista anche diversi. Ma poi anche l'occasione per fare il punto sul cammino che abbiamo fatto insieme. Quest'anno l'abbiamo dedicato ai cantieri di Betania e quindi tutta la riflessione in ordine al cammino sinodale sul tema dell'ascolto. Abbiamo potuto ascoltare in modo particolare due interlocutori, ne abbiamo appena parlato proprio poc'anzi qui in Assemblea, da un lato quelli che sono, tra virgolette, diciamo, i poveri, le persone che incontriamo nel nostro servizio, e dall'altro lato le istituzioni, in particolare gli assistenti sociali del nostro territorio. Ne è emerso un quadro composito, variegato, che ci chiede alcune attenzioni da avere come Caritas per il nostro futuro, per il nostro impegno, per il cammino che si rilancia da qui in poi. Direi innanzitutto dare più tempo che cose. È emersa la priorità che sia i poveri che le istituzioni ci chiedono di crescere dal punto di vista delle relazioni e della gratuità. Non è tanto da dare il pacco viveri, che è pure una realtà necessaria per le situazioni di indigenza e di difficoltà, ma è soprattutto accogliere le persone, riconoscere la ricchezza che c'è in ciascuno di loro, mettere in circolo le risorse che anch'essi hanno, dare spazi di autonomia, di impegno, di responsabilità, di reciprocità, perché il dono che ricevono possa essere restituito alla comunità. Questo è fondamentale per rilanciare il cammino di ciascuno. E anche però accompagnare con lo stile di chi sta accanto, senza nulla da insegnare, ma aiuta, soprattutto chi è in condizioni di povertà, a riconoscere possibilità nuove, vie nuove, speranze nuove da riconoscere e da intraprendere. Ecco, queste mi sembrano un po' le istanze che stanno emergendo, quindi dare tempo, importanza delle relazioni, e poi ce n'è un altro elemento che mi ha colpito nell'ascolto che abbiamo fatto durante quest'anno pastorale di queste varie realtà, ed è quello di imparare a comunicare chi siamo. Ci siamo resi conto che sia i poveri sia anche però le nostre comunità cristiane non conoscono Caritas se non per sentito dire. Non la conoscono perché o la ritengono, nel caso dei poveri, un ente assistenziale collegato agli enti pubblici, oppure perché non la riconoscono come parte di sé, ed è il caso delle comunità cristiane. Raccontare Caritas, riscoprire la nostra identità che affonda le sue radici nell'appartenenza alla Chiesa e nell'essere espressione di Chiesa e quindi espressione anche della sollecitudine del Vangelo per i poveri. Ospite di questo pomeriggio il direttore di Caritas Italiana, che ha rilanciato alcune considerazioni, alcuni spunti. Secondo te quali i più urgenti o i più significativi per quanto riguarda il futuro e il cammino prossimo di Caritas Vittorio Veneto? Don Marco ci ha fatto una carrellata su molti aspetti a proposito del nostro essere Caritas, partendo proprio dalla funzione pedagogica che abbiamo, dall'importanza della relazione, che è più importante appunto dell'efficienza con la quale facciamo i progetti che abbiamo in mente. E poi insistiamo molto sulla sinergia, sulla collaborazione, sul creare rete, mettere a sistema queste collaborazioni, perché nessuno è autosufficiente, diceva in uno dei suoi passaggi. E ci ha lanciato poi una parola, almeno per me è diventata un po' uno slogan anche su cui ripensare il cammino pastorale e formativo del prossimo anno, che è quella della generatività, essere generativi, non essere sempre chiusi noi stessi, sempre le stesse persone, ma essere capaci di raccontare chi siamo per contagiare anche altri, sia nel servizio che facciamo, sia anche nel coinvolgere altri nella medesima finalità, a servizio appunto dei più deboli, dei più poveri. Dentro questo generare, questa generatività, sono emerse anche altre parole chiave, per esempio coinvolgersi dentro le realtà, non restare superficiali, per esempio accompagnare,
parola che si ricordava deriva da cum panis, mangiare insieme lo stesso pane, fare la stessa strada insieme, non sentirci né sopra né sotto agli altri, ma fratelli che camminano accanto. Ecco, mi sembrano già degli spunti interessanti per ripensare un po' il nostro modo di essere Caritas, appunto in ascolto, accoglienza, accompagnamento per generare speranza nuova e cammini nuovi, sia per i poveri che si accostano a noi, sia per i nostri stessi operatori che hanno bisogno di nuove forze, di nuove energie, di nuovo entusiasmo.